In che diis, i Filisteos ederin dongelis los chiris, partaca Israel, e a chi si dise a David, tenga mens che tu has di vigni a combatti con me, tu e la tua int. David gli rispondea a Achis, d'accordo, e tu viodarás che calfasarà il tuo famei. Allora Achis si dise a David, benon, ti metterai a fami la guaite per sempre a me. Samuel aliere muart, tutto Israele aveva fatto corot e lo aveva insotterata a rame, te so citat. Saul aveva parat fur de tiare i magos e i strolix. Biel che i Filisteos, duci in tropas, e vegnerin a campasi a Sunam, Saul al de donge tutto Israele e si camparin agli Elboe. Quando Saul viodè il campamento dei Filisteos, restà scaturit e il socur sbalsà di pore. Saul all'interpellà il Signor, ma il Signor non rispondè gran, ni in Sium, ni mediante da Urim, ni a miez di profetis. Allora Saul disse ai sei fameis, chiatai mi furono maghe, co voi là a interpellare. E i sei fameis risponderin, e io une maghe a indor. Saul al gambià monture e si mette in torsi vistis di no cognoscilu. Poi partì insieme con due oms e arrivare in dignot lì de femmine. I dise, ti prei, fasimi save la vigni, mediante di un caltorne di ca, e fas vigni quel che ti disera io. Ma le femmine gli rispondè, chialemo, tu sas anche tu c'è che l'ha fatto Saul, e c'è mut che lui ha la bandì di queste tiare magos e strolix. Perché tindis tu a tramai alle mie vite per farmi morire? Allora Saul gli fase questo giuramento sul Signor. Vere come che le ver che sul Signor che le vive, non troveras nessun fastidio per queste robe. La femmina gli domandò, cui hai di fatti vigni di ca? E lui gli rispondè, fasimi vigni di ca Samuel. Allora la femmina viodè Samuel e per tanto un gran berli gli disse a Saul, perché mi has tu imbroiade? Tu sei Saul. Gli disse il re, non stave pore, c'è viodis tu. La femmina gli rispondè a Saul, ho visto un spirito che ven su, di che l'altri mont. Saul gli domandò, ci aspettaial? E le femmine gli rispondè, alle un vieli che ven in denanti involucciate tu ne mantelline. Allora Saul al fo persuadut che aliere Samuel, al sbassare le muse e si butta a partiare. Samuel gli disse a Saul, perché has tu disturbato le mie polse, clamangmi? Gli rispondè Saul, o so in tu momento intrigat, i Filisteos mi fasin guerre e Dio si è slontanat di me. Non mi rispuintatri ni con profetis ni in Sium. Allora ti hai clamato te perché tu mi dici c'è che hai di fa. Dis a Samuel, perché domandami a me dal momento che sul Signore si è slontanato di te e si è mettuto quintri? Il Signore ha fatto da ur che ti aveva detto mediante di me, ti ha llevato di man in Ream e alla data di un altri, a David, perché tu has voluto sta sotto al Signore e non tu has distudato il fuoco de sorabbie quintri di Amalek. Perché il Signore come ti fa queste parte? Quindi poi il Signore ti consegnerà, te e il tuo popolo Israele, te smanda i Filisteos. Domani tu e i tuoi figli o sares con me. Anche il campamento di Israele, il Signore lo metterà te smanda i Filisteos. Saul al plombà partiare di stirar tan lung caliere. Gli speraulis di Samuele ieri in stadis, una copette per lui e non veve neanche fuarce di sta su, vin cerciate e bocchiate in tutto il dì e tutte le notte. La femmina e le donne a Saul, e viodinlo tut strasameat, e disse, ve la tua serve ti ha obbedit, e ha ristiato la vite, e ho stato di ordini che tu mi avevi das. Come per placer, ascolta la voce de tua serve, lasciami dati un toc di pan, mangi e chiappe fuarce, per tornare a metterti in viaggio. Saul non voleva savente, non mangerai gran, disal. Ma i sei fameis e le femmine lo sfuarciarin e allora alzetta di mangiare. La femmina aveva in chiesa un vidiel di grasse, lo copà dal momento e chiolè un po' di farine, le impastà e fasè che i pans cence le van.
e servì Saul e i 6 oms, e mangiarin, poi averen su e a partirin in che stesse gnot.